Alta pressione. Alta pressione. Salve, questa è Alta Pressione e io sono Cristina. Oggi tratteremo l'argomento amicizia tra uomo e donna. Secondo voi è possibile? Andiamo a vedere. Posso farle qualche domanda? Una domandina veloce. Cosa pensate dell'amicizia tra uomo e donna? Pensate sia possibile? La verità io non credo molto, perché ognuno quando è amico a un certo punto si finisce... Ha sempre qualche interesse. Sempre qualche interesse. Secondo me, allora, sono persone che hanno amici, una donna e un uomo amici, però non lo so, io... Dice che è raro. Qualcosa, sentimento. Pensa sia possibile? Sì, penso di sì. Ha molte amiche donne? No, molte. Io purtroppo sono anziano, quindi ormai le amiche non ne abbiamo. Beh, le amiche durano in eterno. Vabbè, ma ormai sono tutti grandi, gente che è andata Ognuno ha all'altro seguito paese. la propria vita. Io ho 77 anni, quindi... È giovanissimo ancora. Infatti. Secondo me l'amicizia tra uomo e donna può anche esistere, solo che non ci si deve assolutamente innamorare. È più probabile che il ragazzo sia gay quando sono uomo e donna, però secondo me esiste. Ma non si sono mai create con le sue amiche delle situazioni magari di attrazione o gelosia che possono aver creato dei problemi? Sì, penso di sì. Qualche scontro c'è sempre stato. Non ce ne racconta una, Sono segrete? Beh, sì. Perciò evidentemente tu hai molti amici omosessuali. No, non ho detto questo, qualche amico maschio c'è. Però è raro, abbastanza. molto raro. Secondo me le amiche femmine sono un po' più cattive degli amici maschi, però se ho qualche problema vado a confidarmi con un'amica femmina, senz'altro. Cosa pensate dell'amicizia tra uomo e donna? Pensate sia possibile? No, non penso sia possibile. Come mai? È difficile, bisogna essere veramente persone molto forse mature per poter farlo. Non lo so, non mi mandate in onda, vi prego. Pensi che perciò si creino delle situazioni imbarazzanti di gelosia A o volte comunque sì. di attrazione? A volte sì. Va bene, ti ringrazio molto. Ciao! Sì, come no. Dici così perché hai molte amiche donne, evidentemente. Sono due amici. Perfetto, ma non credi che certe volte si possano creare delle situazioni di attrazione o gelosia? Quasi sempre. E come la risolvi? Dipende, se l'amica non me ne dà, alla fine diventa solo amica, mentre altrimenti potrebbe diventare amica o amante, dipende. Allora il tuo rapporto parte con un interesse, tu ci provi, Sì. poi se non ci riesci diventa un'amica, viene catalogata come Sì, amica. anche perché non è che se non esce niente con questa ragazza si chiudono i rapporti, non è giusto. Non ti capita mai invece di avere un interesse solo di amicizia dal principio verso una ragazza? Come no? Ed è andata a buon fine? Sì, ho tante amiche donne. Io sì. Ha molte amiche donne? Amico donne non ne ho mai, lo credo però. Perché no? Ma non pensa che certe volte si possono creare delle situazioni magari di attrazione o gelosia che possono creare dei problemi? Ci può essere pure, ma non è che se una persona è un po' come si deve, non deve essere queste cose. Se c'è un po' di testa Che riesce a scindere l'amicizia dall'attrazione. Bisogna vedere come si comporta la donna e come si comporta l'uomo. E l'uomo, e lei come si comporta? Bisogna vedere dalla confidenza che dà la donna. Ah, dipende dalla donna allora l'amicizia? Certo. Dipende come, insomma, ognuno ha il suo modo di fare. Ciao, volevo farti una domandina. Cosa pensi dell'amicizia tra uomo e donna? Che esiste, anche se molti dicono che non esiste, Parli per esperienza personale? perché la mia migliore amica è una ragazza. Perfetto, ma non si sono mai create delle situazioni magari di attrazione o gelosia, competizione magari con i loro fidanzati? Con i loro fidanzati sì, però no, gelosia no, assolutamente.
mai arrivati a estremi, spero. Dai. E uscite spesso insieme, i fidanzati alla fine hanno accettato il fatto che tu uscissi con lei? Per forza. Io penso di sì. Parla per esperienza personale? Ha degli amici uomini o comunque li ha avuti? Amici sì, ne ho, però penso che possa esistere. Poi Non bisogna vedere come l'altra parte... Che fini possa avere? Esatto. Perciò pensa che comunque ci possa essere, però è difficile. È difficile mantenere un rapporto di amicizia, vero, però se uno non ha grilli per la testa di altro genere, cioè vuole solo l'amicizia, io penso che si possa riuscire. E non le è mai capitato che magari un suo fidanzato fosse entrato in competizione con un suo amico? No. Che fosse geloso della situazione? No, mai. No, non più di tanto. Come mai dici così, per esperienza personale? No, non ci può essere una vera amicizia. Dalla parte di uno o dell'altro c'è sempre qualcosa, penso. Perciò tu non hai amici uomini? Amici sì, però non grandi amici. Non persone con cui puoi condividere tutto? Sì, esatto. Secondo me esiste, io ne ho tanti amici. Ma anche io, ma non io amico, esco da amico. sola e la verità non c'è mai stato niente. Sei fidanzata tu? Ero fidanzata... E il tuo fidanzato non ti ha mai... No, mai, perché si fidava. Perciò pensi che la fiducia sia la base in un'amicizia, in una relazione, Sì. in tutto? E Se questo... non c'è amicizia non c'è niente. Mi dica un po', lei cosa pensa dell'amicizia tra uomo e donna? Pensa che sia possibile? Certo che è possibile, come no? È una cosa essenziale, una cosa, anzi, forse è migliore, diciamo così, se naturalmente deve essere un'amicizia sincera, però non... Come tutte le amicizie. Come tutte le amicizie. Ti posso fare una domanda, che lei è una bella ragazza? Quella è un'affermazione bellissima e la ringrazio tanto. Perché molte amicizie fra uomo e donna non sono sincere. Io sono già abbastanza maturo e non posso fare proposte anche perché sono sposato. Mi piace. Però mi ha appena detto che crede nell'amicizia tra uomo e donna. Ora che è grande mi ha detto io credo nell'amicizia tra uomo e donna, però l'uomo è sempre cacciatore, non riuscirebbe ad avere un'amicizia. Cercherebbe adesso qualcos'altro. No. Certo. Ma è sposato? Sì, ma sono sposato. E felicemente. Mi frena un po'. Non voglio tradire mia moglie anche perché è ridicolo. È ridicolo perché io vado con una ragazza giovane e io un anziano. È ridicolo. Non sincera significa che per esempio uno non è leale, da una parte sembra, dall'altra invece non lo è. Però prima, quando ero ragazzo, c'avevo un sacco di donne, c'avevo una casa, e mi divertivo parecchio. E andavo d'accordo con tutte le donne, sempre, io sono andato molto d'accordo. Lei si divertiva? Sì. Ma con queste amiche c'è stata qualcuna con cui lei non ha mai combinato niente? Sì, anche quello è stato, sì. E lei è rimasta amica negli anni? No, non ero tipo che me la prendessi, non me la prendevo. Se ci stava, se non ci stava, tu per la tua strada e io per la mia. Tanto più che essendo un ragazzo ne avevo un appartamento grande e quindi venivano a pranzare, a giocare a carte, a ballare, eccetera eccetera, e quindi andavo d'accordo con tutti, d'accordo con tutti con la donna. Questo è quello che ha detto la gente a proposito dell'argomento trattato oggi. L'appuntamento è alla prossima puntata. Un saluto da Cristina. Ciao! Alta pressione. Alta pressione.